Siamo al Parco Giardino Sigurtà con Elena Bertolini che oggi ci parlerà del castelletto. Buongiorno, oggi, come vi ha anticipato Giulia, vorrei portarvi a conoscere quel luogo là. Andiamo. In questo momento ci troviamo al Castelletto. Questo è un ricordo dell'antico giardino ottocentesco. Il primo a costruirlo infatti fu il marchese Antonio Maffei. Questo signore nei primi anni dell'Ottocento ebbe la fortuna di ereditare tutta questa proprietà dallo zio. Arrivò qui da Verona e decise di trasformare questa proprietà ed è quindi grazie a lui che quelli che in origine erano dei campi diventarono un giardino di 22 ettari. All'interno di questo giardino fece costruire anche questo castelletto che vedete alle mie spalle. In origine era una sala d'armi, una sala dove il marchese Antonio Maffei teneva una piccola collezione di armi e armature che purtroppo sono andate disperse. E noi abbiamo un'incisione del 1820 che ci dà una testimonianza di com'era, perché quello che vedete oggi è stato completamente rifatto, risistemato dal dottor Sigurtà negli anni 40 proprio per mantenere questa traccia di giardino storico. Ora vi faccio vedere l'incisione. Il dottor Sigurtà, finito di sistemare questo castelletto, poi lo usò come sala per riunioni. Qui lui tenne delle conferenze molto importanti con dei medici, scienziati, per lo più tutti premi Nobel, che sono oggi ricordati in questa targa. Tra i nomi, ecco, potete leggere, vabbè, quello di Fleming, che tutti conosciamo, lo scopritore della penicillina, ma poi anche tanti altri importanti medici scienziati. A me piace sempre ricordare Sabin. Sabin non fu premio Nobel, però insomma è indubbia e indiscussa la sua grandezza umana e la cosa più importante è che fu anche un grande amico del dottor Sigurtà. Lui veniva tutti gli anni a trovarlo e amava molto passeggiare nel giardino del dottor Sigurtà. Solo per voi, in esclusiva, oggi entriamo nel castelletto. Andiamo.